Buonasera, sotto la sapiente dirigia di Nicola Case, noi ci siamo questa sera con tutti in campo calcio mercato per raccontarvi tante belle cose, ma soprattutto avremo ospiti importanti dal presidente del Chievo Luca Campedelli all'allenatore del Verona Andrea Mandorlini, poi avremo Attilio Tesser, Sergio Vignoni, Claudio Pea che ci dirà le ultime del ritiro del Napoli, ci parlerà di questo Higuain e in chiusura il nostro amico Stefano Ede che ci racconterà le ultime del Padova. Novità non ce ne sono sempre quelle che abbiamo detto anche le altre sere. Voi da casa potete intervenire telefonando allo 049 825 7159. Devo avvicinarmi al monitor perché è distante e io sono anche cieco anche se porto gli occhiali, e quindi ricordo una puntata assolutamente da seguire. Voi potete intervenire e potete dire la vostra. Stiamo già cercando di contattare il presidente del Chievo Luca Campedelli, squilla il telefono, dovrebbe essere in linea tra poco. Eccolo qui il presidente del Chievo Luca Campedelli, che lo saluto e lo ringrazio. Buonasera presidente. Buonasera Burile, come sta? Bene, lei come sta presidente? Insomma, benino, dai, avanti. Avanti, no, beh, mi fa piacere di sentirla sorridente quando mi sente, mi fa sempre piacere sentirla, ma ormai sono i complimenti che ci facciamo ogni volta, però la cosa è molto gradita. Presidente, Sì, allora... la gente inizia a pensare male, Burile. No, dai, per sta roba qui, insomma, siamo distanti, uno a Verona, uno a Padova, insomma, non è che mi auguro di no, insomma. Al di là di questo, Presidente, è l'ultimo giorno domani di ritiro del Chievo, oggi è stato ufficializzato l'acquisto di Frey, difensore. Ecco, com'è andata? Avete mantenuto praticamente il reparto avanzato, diciamo, con i giocatori più importanti che avevate delle richieste tipo Teré, è rimasto a Chievo, è rimasto anche Paloschi, ormai è un mito il Pellissier, quindi diciamo che l'organico del Chievo è un organico competitivo. Sì, direi di sì, però dobbiamo ancora completare la squadra, quindi aspettiamo il 2 di settembre, dai, per fare il resoconto. Ecco, completare la squadra in che reparti, Presidente? Non le chiedo il nome dei giocatori, ma in che reparti? Ah, non lo so, devi chiedere a Sartori, perché si ostina a chiedermi delle cose che non so. È vero che questo, io le chiedo perché parlo con il Presidente, pensavo che sapesse almeno i reparti. No, lei lo sa. Lei parla con quello che va in prigione o che paga i conti, più di quello non fa. È vero, però lei lo sa, Presidente, lei lo sa, e giustamente però dice non è compito mio, è compito del direttore. Vabbè, non insisto, però quest'anno il Chievo deve far fronte anche, questo glielo posso chiedere, al Verona, è un derby in più, magari un bel incasso in più. Ecco, come si vive questa situazione? Domani credo aprite la campagna abbonamenti, se non sbaglio, il Verona ha fatto oltre 14.000 abbonati. Ecco, cosa vi attendete da questa annata, Presidente Campedelli? Ma l'annata è la salvezza fondamentale, poi perdere i due derby e salvarmi, se mi dici di firmare, firmo immediatamente, non è un problema, anzi va bene anche così, non è un problema. Sì. La campagna abbonamenti abbiamo iniziato lunedì, però insomma, poi se lo fanno a 14.000 sono contento per loro, cioè noi i dati non li complichiamo, quindi come si dice, scelta filosofica, quindi andiamo avanti così. Ah beh, no, è sempre andato avanti e alla grande il Presidente Campedelli. Senta Presidente, sta cambiando un po' il calcio, da tanti anni che è Presidente, una volta c'erano molte squadre ricche, oggi Presidente si privano anche dei campioni, si cerca di spendere meno possibile, in Serie B addirittura c'è il salary cap, sta cambiando il calcio? Sta cambiando solo perché ci sono meno soldi, quindi non dobbiamo fare di necessità virtù. Il calcio non è cambiato tecnicamente parlando, No, tecnicamente in Italia sta d'accordo. cambiando perché mancano oggettivamente i soldi. Cioè, Ecco. Saremmo dei folli a mantenere le spese di 4, 5, 6 anni fa. Ah beh, sicuramente sì, allora è un problema esclusivamente economico, dunque da un lato dice che sta cambiando il calcio proprio perché c'è meno economia, insomma. Sì, direi che magari questo fatto di esserci meno economia, magari alla lunga darà una mano alle squadre italiane, però oggi
bisogna dare un bel cambio di rotta per tutte le società, Chievo compreso. Ecco, il futuro, Presidente, le faccio domande perché poi quando ci sentiamo, quelle poche volte, insomma è anche bello parlare di questo, ma il futuro è secondo lei, con stadi di proprietà oppure non c'è nemmeno quella possibilità perché mancano i soldi? Ma in stati di proprietà io non Per esempio, parlo per il Chievo, non parlo per gli altri club. guardiamo Per gli stati di l'Udinese, per proprietà esempio. noi non è fondamentale, noi sono fondamentali. Un centro sportivo per il settore giovanile, un centro sportivo per la prima squadra, cioè dei centri di aggregazione tecnici della prima squadra del settore giovanile, in modo tale che diventino a tutti gli effetti delle case dove poter costruire o iniziare a ragionare per costruire dei campioni di domani, o al limite poter pensare di mettere a reddito, nel senso che destinarle alla comunità. Insomma. Certo, lei è soddisfatto del settore giovanile del Chievo, Presidente? Non posso non essere, devo dire. Siamo arrivati alle fasi finali con 3 squadre, Quindi si sta lavorando siamo bene? arrivati alle semifinali, quindi direi che sono ampiamente soddisfatto, devo dire. Ecco, e l'investimento è importante nel settore giovanile, Presidente? Sì, è importante, è ovvio che è difficile che rientri, perché portare un giocatore in Serie A è difficile, molto difficile, però insomma abbiamo già mezza primavera che è in Serie B e l'altra metà in Lega Pro 1, quindi insomma, personalmente sono molto contento. Del lavoro fatto dalle persone del settore giovanile. Ecco Presidente, seguendo il mercato delle altre squadre, favorita è sempre la Juventus, si è rafforzata molto bene, tutti dicono gli addetti ai lavori, la Fiorentina, bene il Napoli, Milan è rimasto più o meno quello dell'anno scorso, l'Inter è da scoprire. È giusto come analisi oppure lei la vede in maniera diversa? Allora, se stiamo sui valori della carta, la Juve è ancora 2 o 3 spanne sopra gli altri. Dopo dipende se i giocatori che ha preso adesso renderanno come si pensa, perché cioè, se la Paci Il giocatore della Fiorentina? Il giocatore preso dal Manchester City. Gomez, di chi dice? Della Juve. Terez. Ogni tanto mi rimbambisco anch'io. No, ma succede alle volte, Presidente, succede che davvero, anche quando si conduce in trasmissione, che uno ha il nome sulle labbra e scappa e non viene, capita a tutti, non c'è nulla di male. Ecco, comunque se Perez e tutti gli acquisti che ha fatto la Juve non rendono come dovrebbero rendere, allora può avere un problema, se no Higuain o non Higuain per il Napoli, il Milan e quant'altro, direi che insomma, la Juve è ancora 10 metri avanti rispetto agli altri sui 100 metri, contando che loro sono volte e gli altri sono. Ecco, Presidente mi può dire questo adesso, le ultime 2 domande. Allora, la penultima, trattative in entrate del Chievo. Io ho una sfilza di nomi che la mia Elisabetta mi ha preparato in redazione. Mi dica solo, non il nome, ma se sono dentro questi 2 rinforzi che dovrebbero arrivare. Uno è Caias, difensore, mi dica. Ma scusi, ma lei ancora continua a fare questi giochi con me, dove sa benissimo che i fattori, pur di non dirmi la verità, intanto ne abbiamo presi, mi dice qualunque nome, cioè, tranne quelli veri.
Basta, non parlo più, non parlo più, non Ma parlo se più. vuole proviamo, vediamo, No, 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 sentiamo. non glieli dico più perché ha ragione, poi non mi risponderebbe, quindi non li dico più. Però la No, seconda no, io domanda, le risponderei, no, ma no, le no, 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 risponderei una no. cosa palesemente falsa, è E quello il allora, problema. allora non le faccio la domanda, la seguo. La seconda invece domanda, c'è un giocatore del Chievo giovane che avete puntato, che puntate e che sperate vi dia grande soddisfazione? Questo me lo può dire? Beh, ne abbiamo parecchi, so che magari quest'anno è un pochino difficile che vengano fuori con la Serie A che ci sarà l'anno prossimo. Lo sa, tanto ne abbiamo già parlato più e Vabbè, più dai, chiedo a volte. Sartori anche questo. No, è difficile per un ragazzo giovane anche di primavera, della primavera, venga fuori subito a meno che non sia un fenomeno importante per la Serie A. Il campionato del calcio italiano mentalmente è devastante, quindi o uno ha già assaggiato il campionato di Serie B o perlomeno il campionato di Serie A, se no tempo 3 partite viene distrutto, Certo. viene macinato dalla struttura. Quindi il nome non me l'ha fatto, provo con un altro nome, tanto ci giochiamo. Farias rimarrà al Chievo. Prima l'ho salutato, quindi immagino che al momento resti al Chievo, poi non so domani, del dimani non c'è certezza. Ho mai fatica però a farle dire qualcosa al Presidente, però la cosa è piacevole Ma anche perché lei che me le chiede, scusi, è vero che questo è, beh, io devo chiedere il mio lavoro e lei giustamente il Presidente dice vabbè, però sono tifoso suo, tifoso del Chievo e io non posso altro che augurare un bel campionato, che il Chievo si salvi come... scusi, non era tifoso del Padova, no, prima del Padova, quello è fuori, ah, prima ecco. del Padova, che anche lì Poi del è andato via Cittadella, Presidente, poi no, poi del Cittadella e poi del Chievo. Il Chievo è sempre stata la mia squadra, quindi siamo Presidente. terzi in No, classifica. Presidente, le ricordo che io la seguivo quando eravate in C1, C2 e lei veniva Lo so, ma spesso infatti, ma io le voglio bene veniva, per quello, veniva scusi, spesso mio ospite. Poi quando si tratta di Serie A, altri palcoscenici un po' meno, però io l'ho sempre... perché lei non mi ha più invitato. Lo sapevo lo sapevo che era colpa mia, lo sapevo, non ho dubbi, non ho dubbi. Però Scusi, mi ha io, invitato, sono venuto o no? sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, sto scherzando, mi viene da sorridere, qui non riesco più a terminare la trasmissione. Va bene, Presidente, grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie al Presidente Campedelli, è sempre simpatico averlo ospite perché poi con me riesce a sbizzarrirsi un attimino e a fare delle battute di una certa goliardia. Vabbè, ad ogni modo un Chievo che abbiamo sentito dal Presidente cercherà ancora 2 rinforzi per fare un campionato competitivo e quindi staremo a vedere il futuro del campionato dei gialloblu perché dall'altra sponda c'è un'altra squadra gialloblu e tra poco avremo un ospite. Notizie di mercato del Padova poi le daremo e quindi vi ricordo che oggi Cittadella ha giocato in amichevole contro adesso guardo la Pergolettese, ha vinto 8-0, gol di Dumitru, Montini, Minesso, ancora Montini, ancora Minesso, Di Roberto, Campello e Montini e vi ricordo che il buon Coralli non arriverà più a Cittadella perché ha firmato appunto con la Pergolettese, quindi chi sperava in un ritorno di Coralli non lo avrà più con la maglia, non lo vedrà più con la maglia granata perché è andato a giocare con la Pergolettese. Adesso avremo collegato il mister del Verona, c'è il telefono che squilla e speriamo, eccolo qui che ha risposto, il mister del Verona Andrea Mandorlini, che lo saluto, buonasera mister. Ciao, ciao, grazie a Oh, prima di tutti. tutto grazie della disponibilità Andrea, visto l'orario, visto la serata che sarete stanchi dopo la giornata di lavoro. Come sta andando nel ritiro del Verona Andrea? Ma tutto bene, dai, siamo in una fase un po' in cui si fatica, siamo contenti, dai, abbiamo fatto un amichevole ieri sera con Fena, abbiamo vinto, stiamo Col- crescendo, sono i nuovi, si stanno inserendo, quindi tutto procede bene, dai, diciamo così. Ecco, a Verona tu hai fatto dei miracoli, primo anno in Serie B, poi l'anno successivo sei andato in playoff, poi la promozione, hai fatto un progetto, al di là che te lo meriti, tu lo sai, la stima che ho nei tuoi confronti, ma non voglio star qui a Grazie, indorare, grazie. beh, ma lo sai, guarda questo
tra me e te, lo sai che è una stima e sono molto arrabbiato che con te, e sai anche perché sono arrabbiato con te, perché magari poteva essere Padova, invece Padova c'è stato, è andato via, adesso non abbiamo più neanche i soldi per poterci giocare la Serie A. Ma detto questo, hai fatto un bel lavoro, un bel programma, adesso ci sono da mettere delle ciliegine. Leggevo sui vari, cerco di farti anche delle domande magari non simpatiche, che Calcia non è contento perché non avrebbe il posto da titolare e potrebbe andare al Palermo. C'è del vero in questa domanda che ti faccio, Andrea, oppure sono voci dei giornali e dei cronisti? Ma sai, è una fase particolare, c'è mercato, Daniele, non so, adesso si leggono tante cose, per noi Daniele è stato un giocatore determinante, è un giocatore fondamentale, sta parlando con rinnovo di 2 o 3 anni con la società. È chiaro che noi facciamo una categoria difficile, importante, abbiamo bisogno di giocatori importanti che sposino un progetto. Daniele sa quello che io penso di lui, la considerazione, e lo stesso la società. E io a volte faccio dei riferimenti, degli esempi di grandi società, la Juventus inizia il campionato, eppure ha cambiato le 2 punte, non le ha cambiate, però ha comprato altri 2 attaccanti. Quindi ci sarà competitività, come è giusto dire, competizione, e Daniele deve accettarlo, però insomma, massima fiducia come sempre nei suoi confronti. Ecco Andrea, avete fatto molti acquisti, Donati, Gonzales, Toni, Zampano, De Col, Boris, insomma Martigno, cioè praticamente non dico rivoluzionato, però deve amalgamare un bel gruppo di giocatori, tra l'altro si sta trattando che il prestito di Bayernason, centrocampista in Pescara, non so se arriverà, però è una rosa molto rinnovata, questo ti comporta un lavoro più impegnativo da parte dell'allenatore? Ma sai, qualcosa cambieremo perché, come dicevo prima, devo fare una categoria importante, soprattutto nel primo anno devi fare di tutto per mantenere la categoria. Però abbiamo voluto puntare anche su un gruppo, tra virgolette, importante che è come da 2 o 3 anni, quindi Giorginio, gli altri sono Maglietta, Gomez e tanti altri. Però, ripeto, bisogna migliorare questa squadra, lo stiamo facendo, è un mercato lungo, difficile, bisogna avere molta pazienza, equilibrio e quindi aspettare, però in questa fase credo che sia importante avere un'idea del lavoro, dei principi che l'allenatore vuole dare, e questo credo che insomma, questa squadra lo abbia già ben chiara. Ecco, ritornando indietro col tempo Andrea, quando tu sei andato via dal Padova sei andato al Siena, allora il Siena era in Serie A e io ricordo le prime gare che tu eri allenatore della squadra toscana, vedevo le partite perché ti seguivo e vedevo che giocavi un bel calcio, però perdevi, sei stato sfortunato dal mio modesto punto di vista nel periodo di Siena, tant'è che poi ti hanno esonerato, però quella squadra che tu avevi creato poi ha fatto un buon successo, ecco, tutta la premessa per farti una domanda, quell'esperienza di Siena in Serie A ti può aiutare adesso in Serie A con il Verona anche se sono passati degli anni? Ma insomma le esperienze sono importanti per crescere, però in Italia c'è sempre poca pazienza, la Siena è stata una parentesi così, io avevo entusiasmo, però ho detto tante altre volte che ho sbagliato andare lì, avrei dovuto rimanere a Padova, magari fare un altro discorso, forse non ero pronto io e sicuramente non era l'ambiente giusto per me per tanti motivi. Ci ritorno dopo tanti anni in Serie A a Verona in un ambiente molto diverso, un ambiente che mi va bene, che mi conosce, insieme abbiamo fatto un percorso che è molto lungo, una strada molto lunga e difficile e siamo usciti vincitori, come hai detto tu, in 2 stagioni su 3, una nei playoff, quindi ci arrivo diversamente, io sono cambiato e non lo so, poi sai il calcio a volte fa anche di fatalità di momenti, speriamo di essere sicuramente più fortunati o un po' più pronti di quello che sono stato a Siena. Ecco, sì, non dirmi, ricordarmi che se rimanevi qui saremmo in Serie A noi qui a Padova, ogni volta me lo ricordi che tu, però me lo ricordo anch'io. 14.500 abbonati finora, un numero incredibile, credo il terzo nella storia del Verona, davvero un numero incredibile, ha creato un entusiasmo ancora di più, quindi davvero è un supporto per la squadra, un aiuto e il 12° come si dice uomo in campo.
Sì, beh, i numeri, il 3, il quarto campionato, sono numeri sempre importanti, i tifosi sempre vicini a noi, la società si è mossa in maniera egregia sotto tanti aspetti e l'entusiasmo che abbiamo noi nell'affrontare una nuova categoria ce l'hanno soprattutto loro, insomma, ritorno alla Serie A Verona dopo 11 anni e sono stati anni duri, difficili, quindi non è ancora finita, quindi la campagna penso che finirà insomma, i primi di settembre, credo che insomma, possa trovare un numero ancora maggiore, ma l'entusiasmo che ci segue anche in questo ritiro è qualcosa di incredibile. Ieri sera abbiamo giocato a Trento ed erano quasi 4.000, quindi grande seguito e speriamo di dargli grandi soddisfazioni ancora. Vabbè, te lo meriti. Ultima Andrea, c'è qualche giocatore che ti aspetti qualcosina in più? Non so se vuoi dire il nome, ma c'è all'interno del vostro gruppo un giocatore che Andrea Mandolini aspetta e spera che diventi qualcosa di importante per la squadra giallo-blu? Ma in generale tutti dobbiamo crescere, io per primo in tanti aspetti e quindi non mi piace fare nessun tipo di nome, credo che dobbiamo tutti crescere, anche perché insomma, ci aspetta, come dicevo prima, un campionato importante dopo tanti anni, in una piazza che merita tutto di più, quindi tutti dobbiamo crescere. Io così molti, anche i ragazzi scherzano, ho un debole per un giocatore come Giorgino, un giocatore fantastico e ecco, quindi lui è cresciuto tantissimo, mi auguro che cresca ancora perché è un giocatore veramente di livello importante. Nel salutarti e nel ringraziarti della tua disponibilità, voglio ricordarti che a Padova per un pezzettino credo che non verrai più, solo con Cestaro potevi ritornare, adesso credo che sarà Mi fatica. dispiace, ho vissuto un po' da lontano così, non so il perché, mi dispiace, penso che il Presidente è una persona appunto di maggiore società, la sua famiglia abbia veramente dato tanto, e mi dispiace, però insomma il calcio Padova continua Guarda, ieri sera e Andrea in ti bocca al dico, lupo per tutto non ti quello che faccio sarà. nome ma tu capisci, finita la trasmissione noi la finiamo a mezzanotte, sono andato a mangiare una fetta di angura con un amico comune e non so ti saranno ficate le orecchie ieri sera a mezzanotte e mezza, perché non ti dico quante volte ti avremmo nominato. Va bene, è inutile ricordare indietro. In bocca al lupo Andrea! Grazie Crepi e un saluto a tutti, ciao Giorgio, Grazie Andrea grazie, ciao Mandolini, Giorgio. allenatore del Verona che neopromosso avrà il derby con l'Echeo, però davvero a Verona, visto i 15, quasi 15.000 abbonati, i tifosi giallo-blu, dalla sponda giallo-blu, perché sono tutti e due giallo-blu, si aspetta davvero qualcosa di importante. Ricordo il Verona tra l'altro che giocherà in Coppa Italia contro il Palermo e la vincente tra Cremonese e Viareggio. Giocheranno prima Cremonese e Viareggio, la vincente giocherà contro il Palermo, poi la vincente di questa affronterà il Verona, poi se vince il Verona potrà incontrare la Sampdoria nel girone della Roma e della Juventus, ovviamente andando avanti nei turni della Coppa Italia, o meglio come volete chiamarla, Team Cup, la definiscono così, ci sono sempre delle innovazioni all'interno Sì, delle pronto? domenica. Eccolo qui, lui è un amico, è un bravo allenatore, dovrebbe allenare, invece è lì a casa che mi ascolta, le abbiamo detto chiamatemi presto, siamo un po' in ritardo, però lui è sempre disponibile ed è Attilio Tesser. Buonasera Attilio, grazie di essere con noi. Ciao, ben trovati. Ecco Attilio, come va? Sei fermo, non hai trovato nessuna richiesta quest'anno finora, insomma? No, qualcosa sicuramente avevo anche un po' trovato, però dopo porto alcune situazioni. Però fa parte del gioco, io ho avuto la fortuna veramente di, questa è la seconda dopo appunto di essere subentrato a Padova qualche anno fa, nei 15-16 anni che alleno, 2 volte mi è successo di star fermo e adesso l'importante è arrivare tranquilli, sereni ad aspettare e trovare poi un'occasione che prima o dopo spero che arrivi. Che trovi? Attilio, senti, star fermi un allenatore come te che è rimasto fermo solo 2 volte nella preparazione estiva, ecco, si sta un po' male, si soffre oppure fa anche bene perché ti rigenera la cosa, puoi andare a vedere come lavorano le altre squadre, puoi No, no, capire si a bocce soffre, ferme? si soffre perché è il tuo lavoro, hai voglia di iniziare, perché iniziare dall'inizio vuol dire significa programmare, un fattore molto importante il ritiro, la programmazione della squadra con la società e per conoscere subito i giocatori. Subentrare è un terno al lotto, ti dà opportunità, ci sono stati degli allenatori che non so più citare,
sono subentrati, hanno fatto 2 o 3 mesi fatti bene, hanno preso il via anche per una carriera anche in categoria superiore, che erano a casa, erano generati senza che gli anni precedenti avessero fatto grandissime cose. E quindi se uno ha la fortuna di entrare, dare sintonia, riuscire a dare una svolta a una squadra che si chiamano è un po' in difficoltà, e può anche essere un'occasione, ma altrimenti è sempre meglio poter iniziare dall'inizio, dare subito la tua impronta tecnica e soprattutto caratteriale. Ecco, Attilio Tessera è pronto anche se viene chiamato all'estero oppure preferisce andare in Italia? No, io proprio sarei ben contento anche in una situazione esterna, all'estero, ci andrei volentieri. Chiaramente non è facilissimo perché per le piazze i nomi importanti vogliono nomi importanti, vediamo chi sono andati, i vitti, e a meno che non vai su piazze un po' più piccoline, e che di queste ne avevo avuto un paio di situazioni anch'io quest'estate, ma ho detto di no, ma non perché era all'estero, anzi le cerco più volentieri a fare un'esperienza esterna. Certo. Attilio, parliamo un attimo della Serie A. Serie A dove ha visto un Juventus rinforzarsi con giocatori importanti, il Napoli ha perso Cavani però ha trovato un giocatore talentuoso lì davanti, Higuain. La Fiorentina, nonostante la perdita di Jovic e Tessè, rinforzata è anche molto bene. Ecco, ti sto facendo una premessa, però come vedi a livello scudetto la prossima Serie A? Ma io vedo ancora leggermente davanti la Juve. La Juve, anche se sono convinto che quest'anno sarà un po' attratta dalla Champions League, quest'anno ha fatto bene, ha fatto secondo me un'ottima Champions League, però punterà molte delle sue carte su questo torneo. E qui in Italia vedo che si sta rinforzando molto bene la Fiorentina, se riuscirà a dare continuità e quei miglioramenti che alcuni giocatori che sono arrivati aumentano di non poco il tasso tecnico di questa squadra, e quindi potrebbe essere la grande rivelazione di questo campionato se continua sulla falsariga di quello che ha fatto l'anno scorso, perché ha avuto rinforzi molto molto importanti. Quindi diciamo Juve e Napoli come lo vedi con la parete di Cavani, l'arrivo di Benitez? No, il Napoli lo vedo molto bene, però c'è un cambio tecnico e arriva un allenatore che anche ha già fatto la sua esperienza qui in Italia con l'Inter, un ottimo allenatore, però Mazzarri aveva un'impronta forte, 4 anni di impronta Mazzarri non si dimentica. Se riusciranno subito a integrarsi con il pensiero Benitez, è sicuramente una squadra molto competitiva e lotterà nelle prime 3-4 posizioni sicuramente. Però sono cambi tecnici importanti, mentre la Fiorentina dà continuità e acquisti di spessore tecnico, e se prende un difensore secondo me forte diventerà una squadra estremamente competitiva per lo scudetto. Apriamo la pagina della Serie B, Palermo una spanna sopra, ovviamente si parla visto il mercato finora, perché poi il mercato termina a fine agosto, diciamo una spanna sopra il Palermo, poi c'è il tuo Novara, lo dico ancora il tuo Novara lì dietro, forse la Spezia, insomma non vedo tante altre squadre in lotta, parlo in questo momento del campionato, poi l'anno 21 magari quando inizia cambierà tutto, non vedo grandi squadre in Serie B. Ma sai Giorgio, assomiglia un po' a quello dell'anno scorso anno, dove c'era il Verona e c'era teoricamente lo Spezia per la campagna importante a cui si aveva fatto. Qui dietro quest'anno invece con il dimensionamento di un po' di disparità a livello economico, un po' di tutte, si cerca molto sugli scambi su queste situazioni. Quindi la squadra leader, come hai detto te, può essere il Palermo, poi visto che anche il Siena ha delle difficoltà economiche, perlomeno vedremo come finirà il mercato, sarà una bella bagarre come è stata quest'anno, che abbiamo visto interessante fino in fondo, almeno quelle due o tre squadre che avevano fatto la corsa a sé. Però per il resto grande equilibrio, e poi il resto significa quei 3-4 posti a Champions League. Anche se il Palermo secondo me farà bene perché è una squadra superiore, però scende di categoria, o si entra in mentalità giusta, altrimenti si soffre. Ecco, l'ultima domanda Attilio. Società che prendono allenatori che non hanno mai allenato, vedi appunto il Palermo, vedi il Genoa, vedi il Vicenza, ho detto 3 squadre che mi sono venute così rapidamente. Ce ne sono tante altre. Sì, però la domanda è, oggi i presidenti non guardano più da Preziosi a Zamparini
il nome, visto che avevano sempre preso un allenatore nome, ma prendono anche degli ex giocatori che hanno appena terminato la carriera. Come vedi questo in prospettiva? Un rischio Ma per il sai, presidente oppure un rischio coraggioso oppure come li vedi? sai, dico un po' che è un po' una moda che ha dato i suoi frutti su Montella e meno frutti in altre situazioni, quindi non sto qui a far nomi, non è simpatico, non è nemmeno giusto. E secondo me, anche se recentemente ho detto che il dottor Galliani ha detto che la gavetta non serve più, io sono di una scuola di pensiero diverso, penso che si può anche essere dei grandi giocatori, quindi anche avere nozioni importanti, aver avuto allenatori, farsi trovare preparati, avere carattere e personalità, però secondo me lavorare in salvezza aiuta ed è anche un pochino più corretto perché vedi, ci sono quei fortunati che possono avere le opportunità di allenare squadre anche importanti e tanti allenatori magari che per tantissimi anni non hanno avuto un'opportunità di giocarsela fino in fondo. Però è il calcio, è questo, prendiamone atto, guardiamo avanti con fiducia e serenità sperando che questi colleghi giovani possano ripetere quello che ha fatto Montella. Ecco, di conseguenza la seconda domanda in virtù della prima, visto anche la crisi che c'è, molte squadre spariscono, l'anno prossimo ci saranno molte squadre, cioè ci saranno squadre in meno nella Lega Pro di prima e seconda divisione, tra un anno molto probabilmente si ridurrà da 22 a 20 che è la Serie B e questo vuol dire che ci saranno ancora più allenatori a casa. Sì, ma Giorgio, arrivano come hai detto tu alcuni dai settori giovanili, altri da Coverciano che ne sforna sempre 30-40 all'anno nuovi, e le squadre diminuiscono, e quindi la inflazione, e sai benissimo che nel nostro Veneto siamo in tantissimi colleghi, tant'è vero che oggi si deve aprire l'orizzonte un pochino, penso che chi pensava di essere allenatore solo di Serie A oggi guarda la B con interesse, chi pensava di essere allenatore solo di Serie B guarda un pochino anche la Lega Pro e si apre tutto il mondo, al di là della riforma dei campionati di Lega Pro adesso che succederà un anno un po' anomalo questo per la categoria, però chiaramente fa parte, però c'è sempre stato Coverciano ne sforna 40 all'anno, più questi in più che qualche presidente si prende il rischio, non so se per investire meno o magari perché ci crede fortemente sulle persone. Certo, va bene. Ti ringrazio Attilio e ti faccio davvero un in bocca al lupo perché tu trovi la squadra perché te lo meriti di cuore, perché sei una brava persona, sei un bravo allenatore. Sei prima una brava persona per me, quindi io reputo le brave persone devono trovare sempre un bel lavoro, quindi te lo auguro di cuore, ti faccio davvero un grande in bocca al lupo Attilio e grazie per la tua Grazie. disponibilità visto Ciao, l'orario. figurati, ciao, Grazie, vi ciao, ciao. ricordo che siamo rigorosamente in diretta, sono le 23:32, tra poco chiameremo la pubblicità, voi potete chiamare lo 049 825 7159, vi ricordo anche che potete cliccare sul web www.gruppotv7.com, andare nella pagina Tutti in Campo Calciomercato e cliccare mi piace, perché lo ripeto da molte sere, la cosa ci fa molto piacere e ci è anche di aiuto per continuare in questo tipo di programmazione dove al rientro dalle ferie potrete essere voi i protagonisti di questo tipo di trasmissione. A tra poco.
Rieccoci, allora vi ricordo potete intervenire in diretta all'825 7159 con il prefisso 049 se volete intervenire. Vi faccio vedere una chicca così, oggi, anzi non oggi, in uno di questi giorni, Ronaldo è in allenamento, adesso vedete le immagini tra poco, ha calciato un tiro molto violento, e queste sono le immagini che sono andate in onda, eccolo qui, che ha preso il bambino e gli ha rotto il braccio, fratturato il braccio, poi Ronaldo gli ha regalato la maglietta, e vi faccio vedere questo perché ricordo, pensate, più o meno 35 anni fa, 40 anni fa, la stessa cosa è capitata a Asiago in ritiro del Cagliari. Il Cagliari andò in ritiro a Asiago e dietro la porta c'erano dei ragazzini, Riva calciò una botta tremenda, prese il braccio di un ragazzino come questo e gli ruppe il braccio, solo non mi ricordo se gli regalò la maglietta, però mi ricordo benissimo che in quel periodo bisogna stare attenti ai ragazzini dietro le porte, perché può succedere davvero, possono succedere questi incidenti che poi per fortuna non sono gravi, ma comunque lasciano il segno, almeno si ricorderanno che il braccio è stato rotto da un tiro di Ronaldo. Va bene, dovremmo aver collegato Sergio Vignoni, sentiamo se è in linea. Pronto? Pronto? No, mi sembra che squilli il telefono, ma non sento ancora Vignoni collegato per parlare di tante cose. Vi ricordo che Antonio Zito lascerà la Juve Stabia per andare alla Ternana, la Fiorentina vuole Sorrentino, il Palermo è orientato su Viviano, e quanto, stiamo parlando di portieri, quanto Julio Cesar potrebbe andare all'Arsenal. Vi ricordate che il portiere ex Inter Julio Cesar, sembra, è portiere anche della nazionale brasiliana, sembrava dovesse andare alla Roma, invece la Roma va a De Santis, e quindi Julio Cesar ha molte probabilità di andare. Eccolo qui, abbiamo collegato Sergio Vignoni, un amico, un grande direttore sportivo, che lo ringrazio per la sua disponibilità. Visto l'ora, perché ricordo siamo in diretta 23 e 38 minuti più o meno. Buonasera Vignoni, allora come sta andando il calcio? Non abbiamo trovato ancora squadre, Sergio? No, mica neanche diventato a cercarle, anche perché in questi tempi non si trova niente. Ecco, nelle telefonate precedenti abbiamo parlato di forze delle squadre, tutti hanno detto che la favorita rimane la Juve, che però una sorpresa potrebbe essere la Fiorentina. Sei d'accordo su questa analisi, che anche il Napoli potrebbe far bene? Sì, linee di massima sono queste, però ci saranno sempre Milan e Inter a detta legge, non saranno facili da battere. Più che altro vedo un Napoli meglio nelle coppe, con la mentalità di Benitez. Ma secondo te la parità di Cavani è, diciamo, supportata dall'arrivo di Higuaín? È difficile rimpiazzare Cavani. Higuaín non vale Cavani e non vale quei soldi che hanno speso per Higuaín. 40 milioni di euro per Higuaín, per me è una follia. Ah beh, sicuramente. Senti, l'altra notizia che te la do, rallenta la trattativa tra Moratti e l'indonesiano Thohir, spero di leggerlo bene, eccolo qui, lo stiamo vedendo, bravo Nicola Casi che ha messo l'immagine, che le difficoltà riguardano i circa 200 milioni di debito della società. Moratti vorrebbe dividerlo al 50%, invece Thohir vorrebbe che questo debito se la colasse per intero Moratti, e dunque la trattativa sembra un attimino rallentata. Ecco, un Inter che viene ceduta a un indonesiano, gli sceicchi che acquistano squadre in Europa, i russi pure. Sta cambiando il calcio, Sergio Vignoni? Sta cambiando, sì, sta cambiando, ci sono questi praticamente gente ricchissima che arriva da altre realtà, che il calcio magari non è ai nostri livelli, arrivano e secondo me rovinano anche il valore di mercato, perché se andiamo a vedere le cifre che girano attualmente nei grandi club, siamo le follie più totali. Ma questo Thohir che... Saint-Germain stanno spendendo soldi che non hanno senso, e è vero, sono d'accordo con te. Ma di conseguenza rovina tutto il mercato. Ma questo Thohir, che secondo te, che tra poco rivedremo le immagini di chi vuole acquistare il Padova, ha secondo te un progetto, cioè vuole mettersi in mostra a livello mondiale? Che progetto può avere uno come Thohir o come... Dicono che questo ha tanti soldi, ma soprattutto la famiglia ha tanti soldi. Se lui vuole mettersi a livello del calcio mondiale, sicuramente deve sposare delle realtà qua in Italia che conoscono la realtà Inter. Poi sicuramente con le sue forze può allargare la cerchia a livello mediatico
e far crescere il club, soprattutto in Indonesia dove ci sono tanti tifosi dell'Inter. Però ci vuole gente italiana che conosce la realtà italiana, insomma. Dai. Vabbè, sicuramente l'importante è che questo porti soldi in Italia, visto che ce n'è di bisogno. Sì, però il tifoso, volevo concludere, il tifoso non è mai contento, perché ha sempre paura che questo arriva, sta un paio d'anni, sbaracca tutto e poi mette in rovinare sull'astico società per una casa, e chi si è visto, capite? Certo. Moratti è un'istituzione, una famiglia, è l'Inter Moratti. Ecco, senti Sergio, due domande prima di concludere la telefonata impegnative. La prima, il Vicenza. Il Vicenza già è stato un grande successo essere riusciti a iscriversi. Questo è il dato di fatto più importante, principale e più imminente. Il resto se lo dovranno adesso gestire, a parte il fatto che la società è in vendita, però devono ricostruire, devono ripartire da zero e trovare le forze economiche per fare una squadra decente, perché non possono pensare che il Vicenza faccia una squadra, tanto non si retrocede, facciamo una squadra così. Signori, no, perché non puoi chiedere a quei 5.000 abbonati, Vicenza è una tradizione, quindi se pensano di fare una squadra così tanto per fare, come mi sembra di vedere, stanno sbagliando di tutto. Ecco, però Sergio, hanno anche un piccolo vantaggio che, vabbè, visto che non hanno grandi potenzialità economiche e credo difficilmente qualcuno acquisterà il Vicenza perché bisogna prima coprire i debiti e non sono pochi, però hanno un vantaggio che possono fare un campionato di transizione non avendo il rischio di retrocedere, perché non ci saranno retrocessioni e non è da poco conto. Sei una piazza come Vicenza, non puoi andare a chiedere gli abbonati alla gente, capito? Perché se fai una squadra, dico, decente, che cerca di vincere per arrivare nelle prime 8, vinci, fai 4-5 mila abbonati, li fai perché la gente viene, ma se stai facendo la squadra che stai facendo adesso, sicuramente non verranno. È un'ottima scelta quella di Lopez, non sono d'accordo con Cristallini perché dopo 2 retrocessioni uno continua a lavorare, vabbè che quest'anno non fa la terza retrocessione, però dico io, un cambiamento andava fatto, un segnale andava fatto. Vabbè, ma è il solito problema, se non ci sono i soldi diventa difficile fare quei cambiamenti. I soldi che pagano Cristallini ne prendono altri tanti di direttori sportivi in giro che oggi stanno lavorando anche 30-40 mila euro. Ecco, sì, mi dicono, adesso io non so gli altri direttori sportivi, che per esempio il relatore Lopez prende 45 mila euro. Io credo sì, ma anche in Serie B oggi lavorano dei direttori sportivi e prendono quei soldi lì, ma non solo direttori sportivi, ma anche allenatori prendono quei soldi lì oggi in Serie B, a discapito di bravi allenatori che però sono a piedi. Calcio purtroppo va così, però non possiamo neanche lamentarci perché poi va male. Certo. Sergio, l'ultima domanda, oltre a Vicenza, il Padova, è finita l'era Cestaro, sono finiti i soldi a Padova. È finito l'era di Paperon de Paperoni. E una delle cose, lo sai che mi arrabbiavo, che con l'era di Paperon de Paperoni non ci abbiamo vinto un bel nulla. Sì, è vero, il calcio è sempre pronto a smentirti, difatti è andato via Cestaro, è arrivato questo Di Brescia che senza tanti proclami sta lavorando sotto ombra e poi non è detto che alla fine magari abbia ragione lui e la squadra centri degli obiettivi che mai magari nessuno si immaginava. Però devo essere anche sincero che da come sto vedendo non è che si stia muovendo molto, stanno facendo una campagna acquisti con i soliti arrivi dal Parma, gente che non costa, ci sono delle scommesse sinceramente perché Melchiori sarà una scommessa, io mi auguro che faccia bene perché tante volte succede che gente che arriva ai dilettanti fa anche bene, però Padova è una piazza che tutti sappiamo com'è. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini, scusami Sergio, stiamo vedendo le immagini di Marcello Cestaro nella preparazione dell'anno scorso che il Padova l'ha fatta a Padova, non in ritiro, quando ha giocato la prima amichevole alla Piani, lui è andato proprio in mezzo ai tifosi, si è gettato in mezzo ai tifosi perché lui ci è rimasto male insomma del fatto di essere uscito dal calcio Padova. Prego, stiamo vedendo l'immagine. Non so come ci sia rimasto perché non ho seguito le vicende. Sicuramente dopo 10 anni dispiace perché lui ha dato tanto al Padova, ma al di là di questo io credo
che qualche traccia di Cestaro ci sia ancora nel Padova. Boh, Perché dici, è in che senso? nel senso che, da come mi dicono, fa lo sponsor per 3 anni a 3.000 euro all'anno. No, 2 milioni e mezzo. Ecco, 2 milioni e mezzo. Allora, 4 e mezzo li prendi dalla Lega, Anche, 1 anche milione e mezzo circa degli sponsor, 2 milioni di incassi, la società costa zero a quello che ha preso. beh, questo siamo d'accordo. Questa è la realtà dei fatti. Ah no, Quindi, questo siamo perfettamente d'accordo, Sergio. ecco, e allora se è venuto I a conti- farlo i conti un po' per meno. magari Io- guadagnarci qualcosa. Io ho fatto conto, Sergio Vignoni, 5 milioni dalla Lega DB, 2,5 Cestaro fa 7,5, 1,5 attaccano soldi questo fine anno. Sì, no, esatto, 1,5 tra pubblicità e biglietti, e dunque il totale viene sui 9 milioni di euro. Cioè, dunque, questa società a parte che può spendere fino a 9 milioni di euro e diciamo che non tira fuori di tasca propria il presidente. Sì, però allora potevamo prenderla anch'io e te la società, no? E perché non l'abbiamo No, presa quando noi? prendi una società è anche un impegno di cercare di far bene, di cercare di investire e non prendendo i soliti giocatori dal Parma. Lo Cioè, so, il Parma però, deve prendere i giocatori suoi, di sua proprietà, giovani, mandare in giro gli osservatori e sceglierli, e investire e scommetterci. lo sai che io la penso come te, però dico anche a favore della proprietà che al giorno d'oggi bisogna guardare le entrate e pareggiare con le uscite, se no fai la fine del Vicenza e di tante altre società, Sergio. Sì, è vero questo, però uno che prende il Padova, faccio un esempio, Torino che prende l'Inter, non penso che venga a speculare per guadagnarci, ci deve mettere dei soldi. Altri livelli lì. Sì, io ti ho fatto un esempio, altri livelli, altri milioni di euro, però qua almeno mettere almeno 400-500 mila euro, almeno metterli, ecco. Quello No, però sì. io non entro nelle tasche del nuovo presidente, quindi ci mancherebbe, saranno poi i tempi, i risultati a dar ragione al loro lavoro, insomma. Noi Certo. saremo verificare Certo. magari di risultati ottenuti, per Padova, bene o male, ha una buona intelaiatura. Quest'anno poteva, magari con Cestaro qualche investimento, puntare anche a vincere il campionato, perché quest'anno era un'occasione nuova come lo era l'anno scorso. Ah beh, è vero, ne abbiamo già parlato, però è finita l'era Cestaro. Va bene, staremo a vedere quello che succederà in tutto l'anno con il Vicenza e con il Padova, le squadre che Sergio Vignoni ha seguito, e lui è stato anche direttore, parlo di queste qui vicino, anche del Venezia e dell'Udinese, quindi conosce molto. Venezia che è tornato in Serie C1 è una buona cosa. Non sono tanto d'accordo che sia arrivato Specchia, che dal Portogallo, dalla Villa, ha portato nei dilettanti. Secondo me andava avanti solo con Gazzoli, senza rompere gli equilibri, perché a Gazzoli sinceramente ha fatto bene a Venezia, nell'ombra ha vinto il campionato. Ah beh sì, ma i russi hanno visto così, staremo a vedere. Va bene, grazie Sergio Va bene. Vignoni, grazie Sergio della tua Buona disponibilità. continuazione a tutti quanti, buone vacanze. Grazie, buone vacanze anche a te Sergio Vignoli. Vi ricordo che questa sera è l'ultima puntata, che andiamo in onda alle 23, domani sera invece è l'ultima di tutto il ciclo di Tutti in Campo Calciomercato, andremo in onda in diretta dalle 20 sia su TV7 Triveneta ma anche sul sito web www.gruppotv7.com. Adesso abbiamo una telefonata rapidissima con Claudio Pea. Perché Claudio Pea? Perché vive ed è l'ufficio stampa del Trentino per il ritiro del Napoli, dunque vive con la società campana e vive in un momento incredibilmente straordinario, perché c'è un fermento di tifosi che arrivano al ritiro napoletano per vedere il nuovo giocatore Higuain, giocatore che è arrivato a Napoli. Eccolo qui, c'è Claudio Pea. Pronto? Pronto? Pronto, parla Claudio Pea? No, sono la sua assistente. Ah, la sua assistente, non c'è, siamo in diretta televisiva, non c'è Claudio Pea? Sì, glielo passo. Grazie. Ah, addirittura l'assistente, adesso lo riprendiamo, ha preso anche l'assistente. Ma dimmi, siamo in diretta Claudio Pea, ma hai preso anche l'assistente? Prego, buonasera. Sì, sono Giorgio Borile. Claudio Pea, mi senti? Buonasera, dottor Borigo. Grazie. Volevo dire, hai preso anche l'assistente? Siamo in diretta televisiva, diretta web, ci vedono a Roma, a Napoli, dappertutto, tu hai anche l'assistente. Potevi avvisarmelo, no? È una bella novità questa.
ero andato a darti in toilette Ho capito, e l'assistente risponde al telefono. risponde, va bene, dai, sto scherzando. Ad ogni modo, Sembrava visto che l'orario è tardo, io ti chiamo e ti disturbo per sentire come si sta vivendo nel ritiro del Napoli l'arrivo di Higuain, visto che ha suscitato grande entusiasmo all'arrivo a Napoli ieri. Dunque, ecco, oggi che è arrivato lì, come l'hanno accolto i compagni nuovi, l'allenatore e tutto l'ambiente napoletano? Ma devo dirti, Giorgio, che c'è un piccolo giallo qui nella Val di Sole, perché ieri tutto ok, il giocatore del Real Madrid ha lasciato il ritiro del Real, appunto, è arrivato alle 2:30 a Roma, si è sottoposto alle visite mediche, poi alle 22 ha preso un aereo alla volta di Verona e ha raggiunto la Val di Sole e di Mare, che erano le 24:45. Dopodiché ha festeggiato con il nuovo allenatore Rafael e con il presidente Aurelio De Laurentiis. Mi dicono che abbia dormito fino alle 11, era programmata la sua presentazione ufficiale al Teatro di Maro questa sera alle 19:30, improvvisamente il Napoli alle 2:30 del pomeriggio ha detto che la riunione, che è appunto la conferenza stampa, non c'era più senza dare una motivazione. Quindi praticamente il giocatore non si è allenato, è rimasto chiuso nell'albergo e al massimo mi dicono che si sia allenato in palestra. Ecco, quindi secondo Sembra che ci sia un cavillo nel contratto sulla quale le due parti non riescono a mettersi d'accordo. Ecco, ci hai dato uno scoop davvero importante in diretta a mezzanotte più o meno di questa sera, quindi davvero volevamo sapere questo. Claudio, io ti lascio ai tuoi impegni, davvero, e ti ringrazio perché siamo in chiusura, volevamo sapere questo e ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità. Grazie. Ti manda un saluto a Monica Valali. La salutamela moltissimo la mia amica Monica, è una grande giornalista, salutamela. Grazie Claudio Pea. Ciao. Grazie, naturalmente era Monica Vanali quella che prima ha risposto, però non me l'ha detto, io non ci ho capito bene molto la voce perché era un po' disturbato, però se era lei la saluto. L'ultima telefonata invece è dedicata, se risponderà perché Stefano Ed è sempre disponibile a qualsiasi orario, perché voglio sentire da lui se risponderà appunto le frasi che ha detto il buon Cestaro ieri sera a conclusione di una cena con i vecchi soci, dove ha detto, e credo rilascerà anche, eccolo qua Stefano, io ti chiedo scusa, io dico chiamo per ultimo Stefano, ma non perché sei meno importante, perché io la ciliegina in questa trasmissione la voglio mettere sempre con te, e ti saluto, ciao Stefano, grazie come sempre alla tua disponibilità. Allora voglio ritornare un attimino, ieri sera c'è stata la cena, voglio ritornare, parlo solo di Cestaro, se puoi rispondermi alla domanda che ti faccio. Ieri sera Cestaro ha fatto la cena con i soci, ha spiegato loro tutta la trattativa, ha detto ho pagato 5 milioni, ti do le cifre che ha detto lui testualmente, ho pagato 5 milioni di euro di debiti, poi ha detto, possiamo andare a vedere le immagini del Padova, San Nicola, poi ha detto Cestaro, ho appianato i debiti, le persone da sottovia a De Franceschi, a Podde, tutti quelli che hanno all'interno della società, pagherò io lo stipendio, e poi ha detto dovrò dare 2 milioni e mezzo per 3 anni alla nuova proprietà. E al termine di questa storia che ha raccontato ai soci ha detto l'unica cosa che non mi sono ancora capito è che credo di essere l'unico in Italia che ho venduto la società e ho dato anche i soldi, questo per dire i tanti errori che ha commesso Marcello Cestaro, Stefano Ed. Tutte cose che erano note, forse non era noto che lui avesse tirato fuori così tanti soldi per liberarsi, tra virgolette, del Padova, perché alla fine insomma ai 77 milioni già in questi 10 anni, secondo me alla fine ne deve aggiungere un'altra decina, quindi andiamo a 87, quasi 90, quasi 100 milioni tra una roba e l'altra. Sì, guarda, penso più vicino ai 100 milioni, penso più vicino ai 100 milioni. Ecco, appunto, voglio dire, il Padova che è costato 100 milioni
per avere una sofferta promozione in B e poi per tenerlo in B con una salvezza in 4 anni ai play-out, 2 mancati play-off e un play-off che è arrivato veramente nella situazione più incredibile fino addirittura ad arrivare ad un passo dalla Serie A. Onestamente avrei molti rimpianti anch'io. Nel rapporto dare-avere sicuramente lui non ha avuto quello che in proporzione a quanto ha speso ci si poteva aspettare. Ma devo dire che i rimpianti sarebbero da non dormirsi proprio la notte. Questo è io credo che farà fatica a prendere sonno il buon Marcello Cestaro e Stefano, al di là di tutto. Sì, perché poi comunque è una trattativa che non è, ma non so, ha ancora degli aspetti oscuri per me questa trattativa, Giorgio, perché è stata una trattativa che si è conclusa spuntato questo Pennocchio, questo imprenditore bresciano, negli ultimi giorni dopo che praticamente era naufragato tutta una serie di incontri che lui aveva avuto con altri potenziali candidati, compreso questo Cavagna di Dumezzane, che si era presentato in Ferrari, e dopo che con invecchiato evidentemente umoralmente lui non si è trovato. Sicuramente. Quindi è una trattativa che secondo me non è spuntata fuori perché Baraldi ha tirato fuori questa carta finale, questa conoscenza tramite l'avvocato Zaglio di Brescia, che è l'avvocato di Pennocchio, e evidentemente conoscenze che c'erano in piedi da qualche tempo e che hanno portato a chiudere in 4-4-8 una trattativa che comunque a mio modo di vedere lascia ancora aperti pesanti dubbi. Ecco, 2 o 3 notizie prima di continuare. Conclude la Sampdoria interessata a Andrea De Vitis, però il cartellino è del Parma, fatalità, ma lo lascerà al Carpi dove il centrocampista si sta allenando. C'è questa novità di questo interessamento della Sampdoria per De Vitis ex Padova, anche il West Ham è interessato a Quagliarella, il Livorno invece è vicinissimo a Mosquera. Detto questo, Stefano, ieri sera nella conclusione della telefonata di ieri sera ti ho chiesto cosa pensi di Ivone De Franceschi come team manager. Bene, diamo la notizia ufficiale, ha rifiutato questo incarico il buon Ivone De Franceschi. L'ha rifiutato probabilmente anche perché dal punto di vista economico, se le cifre erano quelle che erano state offerte a Mascetti, siamo veramente distanti anni luce. No, ma lui aveva già il contratto, Stefano, in essere. Lui ha un contratto con il Calciopado, dunque è un contratto però che... vedere chi lo pagava poi. Lo pagherà Cestaro se non lo paga. Appunto, ma Cestaro gli paga questo, ma se a un certo punto la società dice tu entri come team manager nella nostra nuova gestione, è chiaro che propone i parametri della sua gestione, non più quelli di Cestaro. E credo che su questo probabilmente magari avrebbe ottenuto De Franceschi una buona uscita da parte di Cestaro a liquidazione, e poi però l'offerta della nuova proprietà credo che sarebbe stata, credo, è sicuramente molto bassa, e quindi Ivone non ha accettato, lo capisco, anche se secondo me avrebbe costituito un legame importante, un collante importante. Però Stefano, sì, è vero, però non è magari che ha rifiutato per via che uno, prima di tutto non è stato chiamato all'inizio subito perché hanno chiamato Massetti, e dopo gli incarichi che ha avuto sia un declassamento. Ma sicuramente è un declassamento, fare il team manager non è certamente fare il direttore sportivo né il consulente dell'area tecnica come può essere Valentini, o responsabile dell'area tecnica come può essere Valentini Junior, è un declassamento. Il team manager ha compiti ben diversi da quelli che appunto ricoprono i secoli Valentini oppure che l'anno scorso aveva Baraldi. Franceschi è partito in Serie D facendo il direttore sportivo. Poi è arrivato Orino Foschi, e Rino Foschi chiaramente se l'è tenuto vicino e lo ha fatto crescere. Poi è arrivato Salvatori e lui ha anche accettato di restare lo stesso a collaborare, probabilmente perché aveva delle garanzie da Cestaro. Oggi queste garanzie non ci sono più. Riguardo alla Cina di Cestaro e a ciò che ha detto, posso dire, sono
piuttosto deluso del comportamento del Cavaliere. Perché Perché? credo che alla fine dico, ma 10 milioni tra una cosa e l'altra, lui dovrebbe spiegarci perché non ha chiuso con il Vecchiato. Si devono davvero troppo il Vecchiato? Allora ti do un'altra Oppure, notizia, l'ha detto ieri sera, pensate che ai Vecchiato davo, allora a questi do 7 milioni e mezzo più o meno di sponsorizzazione, al Vecchiato ne davo di più e non hanno accettato. Lui, testuali parole, se perché tu lo il Vecchiato intervisterai, forse volevano, lui volevano è rimasto molto amareggiato, Stefano, se hai l'occasione per intervistarlo ti garantisco, sono le sue dichiarazioni, è rimasto molto amareggiato dei Vecchiato, ha detto pensate che ai precedenti padovani che erano venuti a chiedermi società, dopo 1000 riunioni avevo offerto ancora più soldi di quelli che ho dato a Pennocchio e i due padovani hanno rifiutato. Era molto amareggiato, ma ti capiterà di intervistarlo e vedrai che confermerà quanto ti sto dicendo ora. Sì, però c'è anche da dire una cosa, per carità, può essere anche, anzi non senza può, sarà anche così, però c'è da dire che questa gestione a nuova proprietà sia collata all'onere del contratto di vantaggiato, perché se tu in questo momento sai, come dire, stai seguendo le cronache di questi giorni, come stai facendo peraltro molto bene, sai che Vantaggiato ha una proposta in discussione per tornare il contratto di 550.000 euro su 3 anni e quindi vuol dire che il contratto di Vantaggiato è in carico alla nuova proprietà. Può essere che il Vecchiato di fronte a certe follie, perché bisogna definirlo così, io non posso definirlo diversamente, abbiano preteso di più, abbiano preteso che comunque certo passato venisse sanato, non è stato sanato forse in un certo modo e quindi non ha preso. Certo io penso che nei soldi di Cestaro ci sia la compensazione anche di Vantaggiato. Certo. Però mi viene da ridere che ieri sera Stefano, sono deluso anch'io, io sono deluso perché in 10 anni con tutti i soldi che ha speso il Padova non è andato in Serie A. Però Stefano devo concludere sono deluso anche per il modo come è finita questa. Ah beh sì, mi dispiace. Però Stefano, una cosa mi viene da sorridere, ma è un sorriso amaro. Un presidente che dice, pensate, ho dovuto vendere il Padova e pagare anche per venderlo. Guarda, tu pensi un attimo a queste affermazioni, davvero riesci a capire tutta la gestione del buon Marcello Cestaro. Vabbè, ne parleremo ancora Stefano. Sì. Il problema è, guarda l'Inter, stasera si sta per concretizzare forse la cessione del 75% dell'Inter a questo Toir indonesiano, si chiude un'era come quella di Moratti. Certo, Moratti porta a casa 300 e rotti milioni di euro. Sì, lui prende un po' di soldi almeno. Stefano, lui prende un po' di soldi, Cestaro li ha tirati fuori, cioè anche nel vendere, hai capito? Almeno Moratti non ci guadagnerà, però rientra con un po' di soldini, Cestaro li ha tirati anche fuori. Vabbè, insomma è andata così. Stefano, io ti ringrazio come sempre della tua disponibilità, domani è l'ultima puntata, se sei libero, la puntata va in onda dalle 20 alle 21, magari una telefonata. No, domani sono al concerto di Roger Waters. Ho capito, ma vai sul palco anche oppure no? No, niente, il concerto comincia alle 9 alle 21:15, quindi non ti chiamiamo. Ma io non so se riuscirò a rispondervi. Ecco, vabbè, noi iniziamo. Dipenderà molto dal casotto che ci sarà, perché ci sono 50.000 persone. Certo, no, noi iniziamo alle 20, casomai proveremo come prima telefonata se sei libero, altrimenti ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità, per tutte le trasmissioni di Tutti in Campo Calciomercato. Grazie Stefano Edel. Grazie a te, ciao, grazie a Elisabetta che mi ha sempre simpaticamente rotto, tra virgolette. Ti ha rotto l'Elisabetta, sì, ma pensa... le voglio bene dell'anima le vuoi bene anche ai telespettatori perché mi hanno sopportato tutto questo. Va bene, grazie Stefano. Ti ha rotto Elisabetta, Stefano Edel ha detto che gli hai rotto. Sì. L'augurio? Speriamo solo e chiudo, l'augurio è che io dico che lo slogan è che Dio ce la mandi buona, speriamo solo che Padova sia finito in mani, speriamo, nelle mani giuste. Stiamo a vedere. È una speranza, però che è l'ultimo a morire, come si dice. Ho tanti dubbi. Vabbè, speriamo bene. Grazie Stefano. Speriamo per quel che di sbagliarsi.
Grazie Ciao, Stefano. grazie a voi, buonanotte a tutti. Allora io saluto, siamo in chiusura, vi ricordo il numero per chiamare per domani è 049 825 7159, su TV7 Triveneta alle ore 20 domani in diretta, con anche la diretta in streaming www.gruppotv7.com, e cliccate mi piace nella pagina Facebook di Tutti in Campo. Ringrazio Nicola Casi in regia, ringrazio Claudio in emissione, ringrazio Elisabetta Corazza in redazione, e io vi do appuntamento a domani con Tutti in Campo. Calciomercato, buonanotte.